Domenica amici della pallina pensionata, l'atmosfera, la magia, l'emozione del derby è come il classico nella Liga Spagnola, è Y Sport Hockey Club Valdagno Hockey Trissino. Buona domenica sera da Domenico Tomba in diretta dalla pista del Palalido. Un saluto per Nicola Ciati e Gabriele Pellizzaro. È la giornata numero 21 del campionato di hockey pista Serie 1 stagione 24-25. È tutto pronto con Roberto Bauce dietro la telecamera e Marco Zena a gestire la regia. Una partita che a guardare le statistiche si potrebbe assegnare a tavolino, ma nei derby le statistiche si azzerano. Stasera niente calcoli, solo coraggio, orgoglio, grinta, determinazione per conquistare i 3 punti. Lo spettacolo è già cominciato sugli spalti con la sfida nella sfida, quella tra le opposte tifoserie, l'armata trissinese in curva sud e le brigate valdagnesi con quanto più tifo possibile in curva nord. Tutto esaurito stasera al Palalido, degna cornice di pubblico per quello che è uno degli incontri più sentiti e attesi della stagione. Trissino capolista con 3 giocatori nei primi 5 della classifica cannonieri, Alvarigno con 29 gol e poi Gavioli e Mendes con 24 ciascuno. Fanno da soli 77 delle 137 reti, dico 137 realizzate finora dal Trissino. Valdagno con il giovane Thiago Sanchez, il Diablito, a quota 25 reti, è il sesto posto in classifica con 35 punti contro i 54 degli ospiti. Trissino fermato solo 2 volte quest'anno dal Follonica al Capannino e dal Forte al Paladante. Incroci di ex come Bruno Sgaria lato Trissino e lato Valdagno, di qui Giovanni e Bovo. All'andata al Paladante finì con un sonoro 8-0 Trissino, ma questo è il Palalido e stasera tutto è possibile. Direzione di gara affidata a Matteo Galoppi, fatalità di Follonica, e Andrea Davoli di Modena con ausiliario Albertone Fabris. Pallina vulcanizzata pronta ad arrivare al centro pista. L'attesa è finita, comincia Y Sport Hockey Club Valdagno Hockey Trissino. Formazioni cominciando naturalmente dagli ospiti. GS Hockey Trissino con il numero 1 è Stefano Zampoli, il 6 è il vice capitano Andrea Malagoli, il 7 Giulio Cocco, l'8 Gioele Piccoli, il 17 Joao Pinto, il 57 Reinaldo Garcia, il 66 Jordi Mendes, il 71 Davide Gavioli, il 74 Alvaro Moraes Alvarigno, con il numero 10 lato portiere Bruno Sgari, allenatore il signor Thiago Sousa. Risponde Valdagno, il numero 1 Giovanni Bovo tra i pali, il 4 è Marco Tomba, il 6 Nicolò Crocco, il 7 Leo Di Qui Giovanni, il 10 Thiago Sanchez, il 17 Francesco Crocco, il 34 Pietro Lazzarotto, il 55 Giuliano Giuliani, il capitano, il 59 Aleix Borregan, l'altro portiere con il 25 Giovanni Cunegatti, l'allenatore il signor Luca Chiarello. Dunque è tutto pronto, abbiamo detto, sono tanti gli spunti che potremo poi andarci a vedere con calma se ne avremo il tempo, la possibilità, perché naturalmente stasera la partita è di quelle che danno decisamente poco respiro e poco spazio alle chiacchiere. Fa tutto la pista, lo spettacolo è lì, vediamo di andarcelo a godere in diretta. Dicevamo, è un Palalido che non si vedeva così da molto tempo, fa bene al morale, fa bene al movimento, fa bene all'hockey. Vediamo come cominciano le due squadre. Comincia tra l'altro l'ex Bruno Sgaria, Davide Gavioli, poi Malagoli, Gioele Piccoli e Jordi Mendez. Si tiene i pezzi da 90 in panchina Thiago Sousa. Valdagno che risponde con Giovanni Bovo, Thiago Sanchez, Aleix Borregan, Leo Di Qui Giovanni, l'altro ex di turno, e il capitano Giuliano Giuliani. Tutto pronto, pallina che parte. Può cominciare l'incontro con Gavioli per Malagoli. Ci prova subito, poi Piccoli. Giù per Jordi Mendes. L'importante in questa partita sarà l'atteggiamento per entrambe le formazioni. Attenzione intanto, subito l'idea dentro di Malagoli a cercare Piccoli, che torna nelle stecche stasera. Valdagno in completa tenuta arancione, Trissino in maglia bianca con inserti nelle maglie azzurri. Entrambe le squadre hanno gli stessi colori sociali. È il derby con la
con la I maiuscola, l'ho definito prima un classico, è una partita che tutte le tifoserie attendono da una parte e dall'altra. L'andata, intanto Thiago Sanchez che ci prova, sigilla il suo palo. Bruno Sgaria che questo parquet lo conosce bene, dati i suoi trascorsi proprio qui. Intanto Giuliano Giuliani, Gavioli su di lui, in lunetta il fallo fischiato al di qui, dunque partita ferma. Sono passati solo 45 secondi, devo arrivare a 50 minuti, speriamo di farcela. Sapete com'è con i pensionati. Intanto ancora Gavioli che prova ad andare via retroporta, cerca l'assist dentro, palla che rimane lì. Allora Thiago Sanchez per Aleix Borregan, tocca la prima pallina il catalano, poi il tentativo, la deviazione sul tiro di Giuliano Giuliani. E allora Gavioli che riparte dalla propria tre quarti, incrocia il passo, scambia con Piccoli. Poi Mendez, Jordi Mendez, il numero 66, anche lui a stecca lunga, un pessimo cliente, un po' per tutti. Fa un po' di spazio, Piccoli può puntare. Può puntare la porta, sarà palla 2, palla che termina sull'esterno della rete. Ha provato Gioele Piccoli. L'anticipa un po' troppo, quindi Thiago Sanchez fischia Galoppi, palla che sarà gestita dal Trissino in questa ripartenza. Mendes su con l'appoggio di Piccoli, prova ad allargarsi, si porta via per un attimo pallina Giuliano Giuliani, ma c'è ancora il giro palla a Trissino. Malagoli prova ad andare sulla balaustra, poi si accentra, scarica per Piccoli, ancora Piccoli all'opportunità di ripartire, poi non si intendono i due, la bomba, botta di Mendez, la risposta di Bovo. Due portieri stasera chiamati sicuramente agli straordinari. Ancora Malagoli, la risposta, palla che rimane lì, non riesce a liberare Valdagno, poi Thiago Sanchez la sbroglia lui, la può mettere per Borregan, grande occasione per Aleix Borregan. Il gambale di Bruno Sgaria, prima occasione anche per Valdagno, la prima per Trissino sul tiro di Mendes. Ora Giuliano Giuliani, palla che resta lì, adesso un 2 contro 2. Poi Borregan recupera pallina, un po' di confusione lì davanti, ancora Borregan, attenzione, c'è Calazza, schiaccia sul primo palo, ma c'è Sgaria a dire di no. Ancora il catalano per il tiro di Sanchez. Pallina che si impenna e rimane lì. Ragazzi, cornice di pubblico fantastica da una parte e dall'altra. Paradiso pieno intanto, la prima importante occasione. Ancora Gavioli, Davidone Gavioli. Poi va in mezzo a due. Può ripartire Valdagno con Sosa, ma capisce tutto Malagoli che fa ripartire i suoi. Doppio tentativo, ancora Bovo. Trissino già pericolosissimo in quest'ultimo minuto, almeno due volte vicinissimo al vantaggio. Sono andati i primi 4 minuti e 20 di questo primo tempo. Westport che Valdagno e Gessocchi Trissino sullo 0-0 per questa giornata numero 21 del campionato di A1. Thiago Sanchez, poi ancora Valdagno, Leo Di Qui Giovanni, è entrato lui, ancora il Di Qui. Poi volta ci prova subito Sanchez, non trova, palla che sibila sul palo sinistro della porta di Fede Sgaria. Piccoli dall'altra parte, a spazio Piccoli, ancora Bovo che si distende e dice di no. Ci è incuneato bene Gioele Piccoli in percussione. C'è il primo time out chiesto da Luca Chiarello dopo 4 minuti. Partita che si è andata subito alla grande, intanto la regia ci manda le azioni più interessanti di questi primi 4 minuti. Occasioni da una parte e dall'altra, l'attacco sicuramente più tambureggiante è quello trissinese.
e come vi dicevo si tiene in panchina praticamente un'altra squadra. Può tenersi Garcia, Alvarinho, Coco e João Pinto, l'angolano portoghese. D'altra parte il fatto che Trissino sia in testa alla classifica è anche legato a questa panchina lunga e di enorme qualità. Tanto prova Sanchez, retroporta su Sgaria, tutto chiuso lì, Mendes a stecca lunga, pessimo cliente per Thiago Sanchez. Allora il catalano Borregan scambia con Giuliano Giuliani, se ne può andare lui. Ancora la risposta col guantone, stoppato da Gavioli, tentativo di conclusione di Borregan che arriva facile dalle parti di Bruno Sgaria. Poi Gioele Piccoli, attenzione, c'è l'intercetto di Sousa, di Thiago Sanchez, va 1 contro 1. Sembrava fatta questa l'occasione più limpida per Valdagni in questi non ancora scaduti 5 minuti, 4:50. Un intercetto su un passaggio impreciso di Gioele Piccoli. Ancora Gavioli che va via sulla balaustra, Gavioli a spazio, la mette lì per Mendez, ancora Bovo. Giuliano Giuliani prova ad andare, stava per non arriva la pallina di qui Giovanni. Allora Gavioli che accelera, Malagoli dall'altra parte, l'incrocio dei due, Malagoli finta il tiro, poi si gira, scarica ancora per Gavioli, Mendez nella propria metà campo, può ripartire, gran giro pallina, Mendez va a postarsi sul palo opposto, anzi rimane retroporta, gambale basso, il tentativo di Piccoli non va, ancora Gavioli attivissimo, il 71 trissinese, gli ruba palla l'ex di turno di qui Giovanni, Sanchez, Pio Sanchez in 3 su di lui per fermarlo, poi ancora di forza qui Malagoli, tratto per Valdagno Pietro Lazzarotto con il numero 34, adesso in pressione Valdagno, scadono i 5, angolo basso, tavoli a indicare il punto di battuta. Intanto al cancelletto Thiago Sousa si è chiamato Giulio Cocco. Giulio. Ancora Borregan adesso per Valdagno, diciamo stasera Valdagno tenuta arancione ad alta visibilità. Poi Sanchez per Lazzarotto, ancora lo scambio tra i due. Cambio di lato, cerca di alzare un po' la retroguardia trissinese, Lazzarotto dentro Borregan, non arriva la pallina, c'è l'intercetto di Gavioli, Malagoli, ancora Mendes la recupera, qui Gavioli, ancora di qui Giovanni che dice di no, caparbiamente il di qui che poi prova anche il tiro, si distende Sgaria, non arriva la pallina dalle sue parti, la risposta, attenzione ancora Gavioli, gran risposta a palo, incredibile qui pallina nel 7, non entra, prende Bovo e rimane lì. Vediamo se possiamo a rivedere questa doppia conclusione, eccola qua, ma la meglio Bovo, c'è dentro adesso, appena ne è entrato Giulio Cocco e anche Alvarinho con Thiago Sousa a catechizzarlo prima dell'entrata in pista. Un Trissino sta tenendo ritmi davvero alti, partita molto piacevole, è velocissima. Daniel è stato costretto a chiamare un time out dopo 4 minuti. Intanto Cocco per Gavioli, si è stazionato nella tre quarti valdagnese il Trissino, ancora Cocco, grande idea dentro per Mendez, di qui Giovanni a gestire, ancora Giuliano Giuliani che poi va giù,
segno che si può giocare. Intanto Mendez, attenzione, ha preso la pallina secondo Galoppi, quindi si continua a giocare. Giulio Cocco, possiamo anche andarlo a rivedere con calma, noi rimaniamo sulla diretta. Scadono i 5 sulla pressione Valdagno. Sarà palla valdagnese. 16:33, ne sono passati 8 e mezzo. Ancora 0-0 qui al Parallelo di Valdagno. Adesso Alvarino e Cocco dentro, sta gradualmente aumentando la pressione. Thiago Sousa con Reinaldo Garcia, diciamo può giocare con due squadre Thiago Sousa. Con questi elementi qui è tutto molto molto più semplice. Ci prova Sanchez, può caricare il suo tiro ma non trova la mattonella giusta, e poi Pietro Lazzarotto riesce ad avere la meglio sulla marcatura di Alvarino che è uno di quelli che stanno avanti nella classifica dei marcatori, dicevamo prima. 29 reti, 29 centri per lui. C'è fallo di squadra fischiato a Valdagno. È il primo fallo di squadra dell'incontro dopo quasi 10 minuti, e questo la dice lunga su come stanno giocando qui le due formazioni, che non si è incattivita almeno finora. È sempre un derby, perciò qui c'è da aspettarsi di tutto un po'. Tanto Alvarino prova ad andare giù, va anche giù, nel senso che finisce anche a terra, ma la palla resta nelle stecche del Trissino. Occasionissima Gavioli per Alvarino di un soffio, non va a segno Reinaldo Garcia. La botta di Garcia, la risposta di Bovo, e Valdagno che riparte con Lazzarotto. Valdagno che ha, se non altro, il merito di dimostrare di voler giocare alla pari con la capolista, i primi in classifica. Lazzarotto, poi Giuliani riparte dalla propria tre quarti, il capitano, l'argentino, campione del mondo under 19 2 anni fa con gli albiceleste. Lazzarotto su Alvarino, dentro per tentativo di Giuliano Giuliani, pallina che finisce di poco lontano dal 7 sinistro di Sgaria, risultato che non si schioda. Gavioli, le occasioni più limpide finora da una parte e dall'altra, ma direi, dovessi dare un giudizio ai punti, direi Trissino. Dentro anche João Pinto, e adesso Sousa, come prevedevo, gioca con Cocco, Pinto, Garcia e Alvarino. Attenzione, Giulio Cocco cerca il numero, trova un palo, ancora Cocco, non va. Da segnare il palo, rivediamo la bella azione di Giulio Cocco in percussione centrale, trova il palo e poi trova il gambale di Bovo. João Pinto fa tutto lui, cerca il numero, poi Giuliano Giuliani supera la metà campo, si chiude immediatamente la difesa del Trissino. Giuliani scarica qualche rischio su Sanchez. Allora Giuliani lo ferma Giulio Cocco, che poi fa ripartire Reinaldo Garcia. Garcia, Pinto, poi ancora Alvarino, retroporta, vediamo cosa si inventa qui, prova l'alza e schiaccia Alvarino, la chiama alta Galoppi. Tutto fermo, fuori Giuliano Giuliani, dentro il Di qui.
Allora ci sono un angolano portoghese, Alvarinho è portoghese anche lui, Reinaldo Garcia argentino, Giulio Cocco, Bruno Sgaria per quello che riguarda Trissino, per Valdagno Sanchez, Lazzarotto, Di Qui Giovanni e Aleix Borregan, il catalano. E 16 alla fine di questo primo tempo, ancora 0-0 tra Y Sport che il Club Valdagno e GS Hockey Trissino, questa giornata 21. Tutto pronto, pallina che torna nelle stecche del Valdagno, Lazzarotto supera la metà campo, poi Sanchez ha davanti João Pinto, l'esperienza qui di Pinto sull'esuberante Sanchez, il tentativo, attenzione, stava per arrivare, la rispostona ancora sulla botta, sembrava colpo sicuro di Qui Giovanni, gli risponde Bruno Sgaria. Poi c'è il fallo di squadra, andiamo a rivedere, eccolo qua, pallina che arriva lì a Di Qui Giovanni, doppio tentativo, doppia rispostona, zampatona di Bruno Sgaria, il cercatore, il Grave Digger qui della formazione di Trissino, appassionato di reperti un po' come me. La botta di Sanchez, stoppata la conclusione del Valdagnese, e allora è Reinaldo Garcia che va a inventare retroporta per Cocco, chiama lo schema fuori, ancora Garcia per João Pinto, scambiano i due, Cocco, finta il tentativo di Alvarinho, finisce sulla balaustra all'esterno della rete, e Valdagno che ricomincia a tessere la propria tela, ci prova Thiago Sanchez. Quando è la difesa schierata il Trissino è veramente complicato da affrontare, provano sia che la loro differenza reti. Attenzione intanto il palo anche qua, quindi pareggiamo anche questa, pareggiamo anche il conto dei pali. Il palo di Thiago Sanchez, ancora Lazzarotto, partita che resta inchiodata sullo 0-0. Aleix Borregan, un elegante sottogamba per Di Qui Giovanni, non va, allora contropiede Trissino, Cocco, la botta di Cocco, la risposta di Bovo. Mamma ragazzi, che spettacolo di partita, spero che chi ci segue da casa si stia divertendo come si stanno divertendo sicuramente tutti gli appassionati che stanno riempendo il Palalido. Tanto c'è anche un'altra partita che si è disputata, che è cominciata alle 18, si sta ancora disputando a Montebello, Lodi avanti 3-0 sui padroni di casa. Le altre partite giocate ieri: Monza Giovinazzo 3-2, Sandrigo, prima vittoria per Sandrigo contro Grosseto 3-2, e CGC passeggiata sul Novara 6-0, primo set. Torniamo in diretta. (11 e 10 alla fine di questo primo tempo). Y Sport che Valdagno e GS Hockey Trissino sullo 0-0. Adesso è Thiago Sousa dentro i grossi calibri. Giulio Cocco, attenzione, prova a girarsi Cocco, ancora Cocco, la risposta di Bovo che sigilla lì il palo. Poi Alvarinho e Di Qui Giovanni, un 5, sportivo 5, grande rispetto in pista, abbiamo visto anche prima
gli argentini salutarsi tra di loro come consuetudine fare. Attenzione intanto Alvarinho, il numero, provato a liberarsi a centro area, ancora Cocco dall'altra parte, cambia lato in maniera sistematica la formazione di Thiago Sousa. Pallina che è riuscita, immagino sarà nelle stecche trissinesi, con Reinaldo Garcia, chiama la distanza Galoppi. Ancora Alvarinho, João Pinto, poi Cocco all'esterna, l'idea, grande idea ancora però Sanchez che riparte in contropiede, la botta di Sanchez, palla fuori bersaglio, poi c'è l'errore Alvarinho per Cocco, va a liberarsi Alvarinho, attenzione allo schema, Giuliano Giuliani davanti a Alvarinho a impedire l'ultimo tocco, a spostare il portiere, schema che abbiamo visto spesso in questa stagione, parte di Trissino. Poi Reinaldo Garcia dentro, no look di Alvarinho, il numero del portoghese che fa vedere sono capocannoniere, adesso vi faccio qualche giochetto. Intanto Giuliano Giuliani dall'altra parte, Valdagno che ritorna nella tre quarti del Trissino, pressione alta della squadra di Sousa per la zona difensiva. Di qui Giovanni sulle sue stecche, le palline più pericolose finora del Valdagno assieme al palo di Sanchez. Giuliano Giuliani, la finta, il tentativo di deviazione, poi il giro palla veloce qui di Valdagno. Giuliano Giuliani, l'idea dentro ma capisce tutto Reinaldo Garcia, stecca bassa, fa ripartire Cocco con l'aiuto della balaustra. Giulio Cocco carica la botta, Cocco, la risposta ancora lì, il tentativo di Alvarinho, boom boom qui adesso del Trissino negli ultimi minuti di questo intenso primo tempo. Valdagno con Lazzarotto giù a cercare Giuliano Giuliani, poi Leo Di Qui Giovanni, prova Di Qui Giovanni, carica il tiro, la deviazione resta nelle stecche del Trissino. João Pinto per il fallo di squadra, fischiato a Pinto, reo di aver spostato irregolarmente Giuliano Giuliani, tentativo di conquistare pallina sull'assist di Alvarinho. Tanto Giuliano Giuliani prova ad andare lui, il suo slalom, poi va giù, c'è il fallo di squadra, fischiato al Trissino, terzo fallo per la formazione ospite, uno solo per Valdagno. Al fischio è da ripetere, dove ancora fischiato Davoli, il modenese, che assieme a Galoppi gestisce l'incontro con Alberto Fabris al tavolo. Lazzarotto e il diablito qui, Thiago Sanchez, c'è João Pinto su di lui, pallina dentro, la stecca di Giulio Cocco a impedire l'assist verso Di Qui Giovanni. Adesso pressione altissima, palla che arriva sulla pettorina di Sgaria, innocua, centrale. E Trissino che riparte, João Pinto incrocia il passo, va laterale, cerca soluzioni, portoghese, angolano, più angolano che portoghese, ditemi voi dov'è. Intanto c'è un cartellino blu, vediamo se andiamo a rivedere. Ci andiamo a rivedere, grazie alla regia per capire, eccolo lì, steso, lo vede Galoppi, su probabilmente segnalazione anche di Davoli, sarà cartellino blu, primo cartellino di questo derby. 7:38 da giocare, time out chiesto dal Valdagno. Tanto è finita a Montebello, Lodi
conquista i 3 punti con un 3-0. Quindi l'unica partita di A1 attualmente in corso è quella che state seguendo con noi in diretta. Y Sport che Cal Valdagno, ok Trissino. E adesso importante opportunità, ma naturalmente si prende la responsabilità Thiago Sanchez. Ha di fronte un pessimo cliente come Bruno Sgaria, l'ex di turno. Vediamo un po'. Vediamo la soluzione di Sanchez. Tutto pronto. Thiago Sanchez contro Bruno Sgaria. La parata di Sgaria col pattino basso. Dice Sanchez, non ho sentito il fischio, però si torna a giocare. 4 contro 3, attenzione intanto il tentativo di Malagoli, fuori Lazzarotto, dentro Giuliano Giuliani, cambia il volo per il Valdagno. Adesso 2 minuti di superiorità, ma attenzione a perdere palline con questi 3 in pista perché ci mettono un attimo a arrivare dall'altra parte. Botta di Sanchez, la risposta di Bruno Sgaria a Gavioli. Fallo di squadra fischiato a Gavioli. Andiamo a rivedere. Allunga il gambale destro con la punta del pattino. Fermo, 6:54 da giocare, da segnalare allora questa parata di Bruno Sgaria, che ha visto che è l'ex di turno. Poi Cocco, pallina lì a cercare Malagoli, ma ancora di qui Giovanni, attivissimo stasera Leonardo, tutto in fase di recupero. Pressa alto, incredibile, pressa alto in 3 contro 4 Trissino, se lo può permettere Sanchez. La botta, l'assist di Borregan per Di Qui Giovanni, la mette lui il gol dell'ex, eccolo qua, 6:22, passa Valdagno. 6:22 di questo primo tempo, andiamo a rivedere lo schema. L'assist Borregan è da solo, lì si è appostato bene il Di Qui, sembra il gol che di solito segna Trissino, e proprio lui si cava una bella soddisfazione qui, Leonardo Di Qui Giovanni. Adesso naturalmente il vantaggio è qualcosa che se non altro sblocca in qualche modo la partita. Trissino che adesso attaccherà a tamburo battente, l'accelerazione di Sanchez e altra grande opportunità qui per Valdagno tra Sanchez e Borregan, non si concretizza. Tanto Cocco che può far ripartire, c'è dentro Nico Crocco con il numero 6. Esordio in questo incontro, attenzione, stava andando un po' troppo libero lì Malagoli, retroporta. Cocco per Gavioli, pallina dentro, Valdagno, Borregan, retroporta. Fa ripartire, respirare i suoi. Adesso c'è una pressione veramente asfissiante qui il Trissino quando preme in attacco, impressionante. Valdagno che è riuscito a passare in superiorità, una partita sostanzialmente assolutamente non equilibrata, ma di più.
Scadono i 5 per Valdagno, stavolta pressione Trissi, non ha successo, recupera pallina Malagoli per Gavioli, ancora Malagoli, lancio per Mendes, Neo rientrato, adesso Cocco dentro per Mendes, al volo Bovo col guantone, stava accompagnando in porta Mendes, Bovo col a dire di no, tanto ancora Cocco, Gavioli si libera, la bomba non trova la porta, Thiago Sanchez a mettere un po' di ordine, a far respirare Valdagno con Nico Crocco. Crocco lo porta palla, c'è il fallo di squadra, guadagna un fallo di squadra Nico Crocco assieme a Di Qui Giovanni. Eccoli qua i due convocati valdagnesi per la nazionale Under 23 per i prossimi europei in quel di San Sadurni d'Anoia a settembre. Thiago Sanchez, un altro convocato Under 23, naturalmente lato Portogallo. Ancora lui, gestisce pallina Tiaghito, il Diablito qui. Ora Nico Crocco, pressione oltre la metà campo da parte di Mendes, eccolo qua, Gavioli viene a pressare il portatore di palla, poi Thiago Sanchez prova ad andare lui, Cocco per Gavioli, attenzione, potenziale 2 contro 1, va Gavioli! Incredibile qui per Mendes, fuori di un attimo, leggermente troppo lungo l'assist di Gavioli, stava diventando una pallina non velenosa ma di più. Tanto Leo Di Qui Giovanni, prova spazio Di Qui Giovanni, lo ferma Gavioli, poi c'è il fallo di squadra, terzo fallo fischiato a Valdagno, ne ha 4 Trissino, ma attenzione ancora alla mamma mia, qui la pallina è finita in tribune, ha probabilmente colpito un tifoso. Stanno intervenendo i sanitari, purtroppo questi rimpalli non sono assolutamente gestibili barra prevedibili, le protezioni non ci sono dappertutto. Dunque gioco fermo, 3:05 da giocare, devono intervenire i sanitari. Gioco che intanto può riprendere, attualmente stiamo verificando, cercando di capire le condizioni del tifosa colpiti dalla pallina. Tanto qui gara che adesso si accende, Nico Crocco, Aleix Borregan, adesso va 1 contro 1 naturalmente Trissino, super pressione della formazione capolista. Tanto Borregan prova a metterla lì, altra opportunità per Crocco. Poi Borregan rientra nella propria tre quarti. Fallo di squadra, 4 pari la situazione, falli, Gavioli con Mendes a gestire. Cocco retroporta, esterno della rete, ha dato l'impressione del gol, l'idea di Cocco per Gavioli.
Gioco che intanto è ripreso, Gavioli retroporta dentro per Mendes, tra grande opportunità poi Giuliano Giuliani, arriva Sanchez a supporto, ancora Giuliani, adesso c'è una caccia all'uomo sul portatore di palla valdagnese da parte della formazione ospite Trissino di Sousa. Ancora Valdagno con Sanchez, 1:45 alla fine di questo primo tempo, con Valdagno avanti 1-0. Giuliano Giuliani si fa tentare dal tiro, poi non la rischia aveva già la stecca bassa Malagoli. Attenzione intanto, potenziale 3 contro 2. Andiamo a rivedere, c'è questo scontro. Cartellino giallo per Mendes. Deve uscire Aleix Borregan, rientra Leo Di Qui Giovanni. (1:30) alla fine di questo primo tempo, con Valdagno avanti 1-0, 4-4 la situazione falli, mentre sembra sottoaffidata alla cura dei sanitari, supporter colpito accidentalmente qualche istante fa dalla pallina. Allora Gavioli va via sulla balaustra, scambia per Malagoli. La botta di Malagoli per Cocco, ma c'è Bovo lì a fare buona guardia. Ancora dentro per Mendez. Thiago Sanchez che la recupera, accelera Sanchez, proprio a tre quarti. Tentativo di Cocco, ma c'è già dall'altra parte il 2 contro 1. Tentativo dentro, ha provato subito proprio Cocco ad andare alla conclusione. C'è Di Qui Giovanni, adesso comincia l'ultimo minuto del primo tempo. Giuliani tiene pallina, Giuliano Giuliani la scarica per Di Qui Giovanni. 28 secondi per andare alla conclusione per Valdagno, ancora Giuliano Giuliani. Sanchez, 18 secondi, Giuliani prova a metterla lì, ma c'è la porta spostata. Tanto Malagoli dall'altra parte, Gavioli. Ovviamente ultima azione di questo primo tempo, Gavioli. Di Qui Giovanni attivissimo. Fallo di squadra, trattenuta vistosa qui di Mendez. Palla che sarà valdagnese. Un secondo e 9. Finisce qui questo primo tempo. Uoi Sport Hockey Club Valdagno 1, GS Hockey Trissino 0. Grande partita qui sul parquet del Palalido di Valdagno, ritmi incredibili, occasioni per entrambe le parti. Grazie alla regia che ci consente di rivedere l'unico gol visto finora qui al Palalido. E adesso avremo un momento di cerimonia.
Bene, torniamo in diretta perché c'è una premiazione importante, è l'assegnazione delle stelle al merito sportivo di bronzo alle atlete del Valdagno. La stagione sportiva di riferimento è il 2022, le andremo poi ad elencare una alla volta. Ci sono le rappresentanze delle amministrazioni comunali di Trissino, Requaro e Valdagno, atlete che arrivano appunto da tutte e tre questi comuni, Arzignano anche per Ludo Rossetto. E Giorgio Grigolato, presidente della FIS Veneto, anche lui in rappresentanza. Allora, questa premiazione riguarda la consegna alle stelle al merito sportivo, naturalmente è presente in rappresentanza della FIS Veneto il presidente Giorgio Grigolato. Le ragazze sono quelle del pattinaggio valdagnese, naturalmente adesso le aspettiamo una. Facciamo la premiazione così andiamo. Ecco, vi anticipo che non ci saranno tutte, perché anche questa sera chi gioca all'estero, chi ha comunque degli impegni a livello sportivo. Adesso le andremo a vedere, non sono tutte presenti, poi le nomineremo naturalmente tutte. Allora cominciamo con Bertinato Sofia. Eccola qua, Sofia Bertinato, quella che quando la commento è ti guardo e ti salto. È cresciuta tantissimo questa figlia d'arte, c'è papà Carlo in panchina a Trissino e dunque stella al merito sportivo di bronzo per la stagione 2022. Poi Marta Cerato, trissinese di Selva di Trissino, e la consegneremo a un suo delegato. Poi abbiamo Chiara Cestonaro. Eccola qua, Chiara Cestonaro, requarese. Poi abbiamo Anna Orsato. E anche Anna Orsato, una tra le migliori giocatrici europee quest'anno secondo la stampa specializzata, cresciuta nelle giovanili del Valdagno dove si cimentava assieme ai maschi, poi con l'avvento delle giovanili anche femminili è riuscita a trovare la sua dimensione, e devo dire una dimensione davvero importante. Requarese assieme, come lei, Teresa Parlato, anche lei diversi titoli giovanili vinti con le squadre maschili del Valdagno, un paio di Coppa Italia in particolare. Ruolo portiere che qui non è semplice, come non è semplice per Stella Rossato, anche lei portiere. Poi abbiamo ancora Elisabetta Lorenzato. E poi Elisabetta Lorenzato per noi tutti è Betta. Anche lei è una capace di distruggere una pallina quando la tira. Capitato qui al Palalido. Che non sono presenti per vari motivi, che comunque la medaglia verrà comunque consegnata a un familiare o un delegato, che sono Iene Floriani, che è stata con noi anche nel 2022 campionessa italiana. Ci mancano Iole Floriani, Ludo Rossetto e poi manca naturalmente Elena Tamiozzo, che è in Portogallo a giocare il suo campionato. C'è Enrico, accompagnatore ufficiale del Valdagno, eccolo qua. L'applauso di tutto il Palalido, anche lato curva sud, e lo striscione in curva, grazie ragazze. Uno scudetto conquistato e portato a casa nella stagione appunto 2022. Solo che non lo faccia
ricordo chi era presente a livello di autorità. Ringraziamo ancora la signora Martina Benetti, assessore dello sport di Pissimo, il signor Stocchi Enrico, vice sindaco di Requaro, signor Ezio Lorenzi, presidente del Consiglio Comunale di Valdagno, Alessandra Pinato, vice sindaco del Comune di Valdagno e Giorgio Grigolato, presidente della delegazione FIS Veneto. Ecco Alessandra, lascio a te la parola. Buonasera a tutti. Questa sera vogliamo rendere anche onorare una figura di spicco nel panorama sportivo della nostra regione, Giorgio Grigolato. Un grande applauso anche a Giorgio. Dal 2007 C'è anche la dedica della vice sindaco valdagnese per Giorgione Grigolato. della Federazione Italiana Sport Proteistici, dimostrando una dedizione ineguagliabile nella promozione e valorizzazione degli sport proteistici. Grazie Giorgio per tutto quello che hai fatto e continui a fare, non solo per lo sport ma anche per i nostri giovani. Ed ora ti consegniamo la targa, adesso il Presidente del Consiglio Ezio Lorenzi leggerà la targa. Allora, a Giorgio Grigolato per il preziosissimo lavoro svolto per la valorizzazione degli sport rotellinistici a favore dei giovani. Grazie Giorgio. E l'applauso con la consegna della targa al presidente FISR Veneto Giorgio Grigolato. Con le consuete foto di rito. Bene, facciamo un grande applauso alle ragazze dell'autorità, sono state con noi, adesso c'è Rito. L'applauso di tutto il Palalido, il mio personale e di tutta la tribuna stampa qui per le stelle al merito sportivo di bronzo per il titolo di campionessa d'Italia conquistato nella stagione 2022. Elena, se ci stai seguendo dal Portogallo, un saluto mio personale per la Freccia Rossa valdagnese. E adesso sei Freccia Rossa anche per la camiseta che indossi. Tanto squadre che stanno rientrando in pista. Ben ricollegati in diretta con il Palalido di Valdagno, secondo tempo di Y Sport Hockey Club Valdagno, GS Hockey Trissino, primo tempo 1-0 Valdagno, la rete di Qui Giovanni, squadre che sono pronte a centro del campo, giù gettone, partita che ricomincia adesso, andiamo a rivedere come ripartono le due
formazioni. Trissino con Bruno Sgari in porta, Reinaldo Garcia, Alvarinho, Gioele Piccoli e Davidone Gavioli. Valdagno che risponde con Giovanni Bovo tra i pali, Leo Di Qui Giovanni, Giuliano Giuliani, Aleix Borregan e Thiago Sanchez. Attenzione Gavioli, lo scarico per Reinaldo Garcia, poi Alvarinho, la botta di Alvarinho, Aleix Borregan. Siamo già dall'altra parte con Giuliano Giuliani, deve scaricare per Sanchez, poi giù per Borregan, poi ancora Giuliano Giuliani. Thiago Sanchez cerca, tutto chiuso lì, Alvarinho e Piccoli, si chiude la saracinesca difensiva del Trissino. Per Sanchez, poi prova retroporta, scambio con la balaustra, giro palla adesso Valdagno, rimane Guardingo lì nella propria tre quarti, Trissino pronto a ripartire in velocità, palla che non arriva nelle stecche di Di Qui Giovanni sull'idea del Ciupe Giuliani. Allora è Gavioli per Reinaldo Garcia, poi Gioele Piccoli in retroporta, scarico ancora Gavioli, riparte dalla tre quarti, Garcia Piccoli, Alvarinho gli ha appostato, la botta di Piccoli, poi in controtempo Borregan che prova ad andare lì, non arriva per pochissimo a Sanchez l'idea lì, e allora è Alvarinho, ancora Borregan che rinviene su di lui e recupera pallina Aleix, il catalano che mette in moto Sanchez su Di Qui Giovanni, appostato sull'altro palo, ma siamo già dall'altra parte con Gavioli, sempre Borregan tenta finora la retroguardia valdagnese, anche perché qua c'è poco da distrarsi con questi personaggi che imperversano in area. Sposta di Sgaria col guantone, rischiosissimo qui questo passaggio di Sanchez, c'era Alvarinho pronto all'intercetto, Giuliani finta, cambia lato, invece rimane lì con Thiago Sanchez, poi Borregan, ancora Sanchez, Borregan, 20 secondi per andare al tiro per Valdagno, prolungata azione valdagnese, Borregan carica, ancora lui, poi Gavioli in velocità, scambia dall'altra parte per Piccoli, il tentativo, lo stop di Giuliano Giuliani che poi riconquista pallina, prova ad andare via, spiattellato su per la balaustra, tutto regolare. Siamo dall'altra parte con Alvarinho, ancora Piccoli, Reinaldo Garcia, adesso Trissino che è entrato in pista in questo secondo tempo con la terza marcia ingranata a tavoletta. Gavioli retroporta, lo scambio, Alvarinho sul primo palo, il guantone di Giovanni Bovo che vibra ma blocca la pallina, bene indirizzato, qui chiude il tutto, pressione Trissino, scadono i 10, se ne avvede Thiago Sanchez e allora palla Gavioli con Piccoli, anzi Piccoli per Gavioli, 71 dentro Reinaldo Garcia, cambio di direzione rapidissimo, c'è Di Qui Giovanni su di lui, Alvarinho fermato anche lui, si continua a giocare, fallo di squadra fischiato a Trissino, pubblico che naturalmente rumoreggia perché chiedeva naturalmente qualcosa di più, e lì a due passi Galoppi deve pulirsi la visiera. Bovo chiamato a un super lavoro stasera, se ne sono andati i primi 4 minuti di questo primo tempo, situazione invariata,
Trissino che sta spingendo, ripeto, Thiago Sousa sembra non avere nemmeno fretta di gestirsi subito i carichi da 90. Si tiene in panchina Cocco e João Pinto. Attenzione, intanto Sanchez prova la risposta e poi Alvarinho, c'è il rigore. Fischia Galoppi. Questo intervento di Aleix Borregan è andato a cercare l'1 contro 1, naturalmente Alvarinho. Lascia la pallina, convinto fosse una punizione di prima Alvarinho, lascia la pallina a Malagoli, lo specialista. 20-39. Fa innervosire Giovanni Bovo Malagoli. Tutto pronto? Malagoli contro Bovo, il gol, il pareggio del Trissino, la pareggia Malagoli su rigore. (20:38 del secondo tempo), il rigore di Malagoli. Andiamo a rivedere. Non la finta, la tira dritta sotto la traversa. Esecuzione da manuale. Per Malagoli, 19ª rete in stagione. Tanto di qui Giovanni riconquista pallina. Dunque squadre sull'1-1 a 20 minuti, tutta una vita, un'era geologica da giocare ancora qui. Speriamo di farcela. Chiamata stecca alta al Ciupe. Adesso Trissino rinfrancato naturalmente dal pareggio. Reinaldo Garcia, ma c'è Aleix Borregan a stoppare l'assist verso Alvarinho. Ancora il Ciupe Giuliani. Borregan, Sanchez, poi ancora il Ciupe. Adesso pressa alto Trissino. Dopo il pareggio ha alzato il proprio baricentro. Giuliani, si chiude la difesa del Trissino e allora ci prova a trovare spazi Sanchez. Borregan va andare al tiro. Baldagno, palla che torna nelle stecche del Trissino con Gavioli, poi Gioele Piccoli. Ancora Trissino con Gavioli. Reinaldo Garcia. Si gioca in un palalido gremito. Pallina che resta lì, la gestisce Giovanni Bovo. Poi va giù, ha agganciato il Ciupe. Andiamo a rivedere. Eccolo lì con la stecca Alvarinho. Non ha dubbi Davoli. C'è anche time out lato Valdagno. Noi ne approfittiamo per andare a vedere com'è la classifica. Non è aggiornatissima perché dobbiamo aggiungere 3 punti al Monza che ha vinto stasera, quindi 32 punti per Monza. Comunque Trissino in testa con 54 punti,
Poi Caniggia Motor Club Forte dei Marmi 48, Amatori Vaschenlodi 46, Ubrocker Bassano 42, Innocenti Costruzioni Follonica 38, West Sport Cal Valdagno 35. In questo momento a 55 Trissimo, 36 Valdagno, siamo sull'1-1. Team Service Car Monza 32, Giovinazzo 23, Grosseto 22, Viareggio GBC Mec CGC Viareggio 21, Hockey Sarzana 21, Azzurra Novara 12, Telea Medica Sandrigo 11, TR Chimica Montebello 5 punti. Questa è la classifica della A1. Adesso vediamo, ci sarà Borregan contro Sgaria. Vediamo la soluzione di Aleix Borregan. Tutto pronto per la battuta. Parte Borregan. La parata di Bruno Sgaria che gli chiude il controgancio di ritorno. Poi adesso il 4 contro 3, un po' come prima, come in occasione della prima rete, con Malagoli fermato proprio da Di Qui Giovanni. Attivissimo Leonardo, gran partita per lui, almeno fino a questo momento. Ancora il ciupe per Borregan, adesso naturalmente ragnatela di passaggi per cercare di trovare il momento giusto per andare a concludere. Stava venendo fuori un'altra pallina pericolosa. Sanchez, il ciupe. Palla 2. Fischiata palla 2 adesso. Andiamo a rivedere cosa è successo qui, soprattutto la paratona di Bruno Sgaria, poi si allunga bene, si abbassa giù, chiude l'opzione Aleix Borregan. Valdagno che può ancora contare su un minuto e qualcosa di superiorità. Tanto Gavioli porta a spasso un po' la pallina, cerca di far trascorrere i secondi Davide Gavioli. Non va troppo in pressione qui Valdagno. Azione Malagoli, Borregan, palla che arriva dalle parti di Cocco, c'è lì Sanchez. Ancora Cocco, attenzione, il tentativo di Malagoli. La domestica, pallavolisticamente parlando, la domestica Bovo, e Aleix Borregan può far ripartire il tentativo valdagnese di attaccare i tre difensori. Una buona idea, ma la palla torna nelle stecche del Trissino, che dunque passa indenne. Attenzione a Mendes che rientra. Mendes, la risposta di Bovo, bellissima accompagnata a cercare il 7 lontano di Jordi Mendes. Intanto stavano predisponendo un cambio i valdagnesi, rimandato per ora Di Qui Giovanni per il ciupe. Ancora il ciupe Giuliani che poi va giù, Giulio Cocco la recupera. Adesso Malagoli. Sotto gamba di Malagoli, poi si lamenta, giusto, poi non arriva in prima battuta, pallina a Giulio Cocco. Allora Gavioli dalla propria tre quarti, pallina dentro per per Malagoli, che sembrava gol fatto questo qui. Di Qui Giovanni che lotta con Malagoli. E non abbiamo visto cosa è successo, l'inquadratura stava da un'altra parte, io seguivo la pallina.
uscire Malagoli, rientra Reinaldone Garcia. Adesso Sousa, come nel primo tempo, fa salire gradualmente la pressione sull'avversario. Siamo proprio come nel primo, siamo 1-1, un po' come nel primo tempo eravamo sullo 0-0 per aumentare la pressione. Intanto il Diablito prova lui, c'è Giulio Cocco che recupera, scambio con Gavioli, gran numero di palline toccate anche da Gavioli, la botta di Gavioli, poi pallina che arriva dalle parti di Sanchez, da fare in vantaggio adesso Alvarino. Regolare l'intervento di Bovo sulla stecca, poi prova a girarsi Thiago Sanchez, è lì con la stecca bassa Bruno Sgaria, sventa l'opportunità. Gioco fermo. Indica il punto di battuta Galoppi. Valdagno che riparte, sempre col Diablito. Thiago Sanchez. Fallo di squadra, fischiato a Valdagno, sesto fallo per la formazione di casa. Cocco, botta di Cocco a cercare Mendez, cerca l'alza e schiaccia, poi non riesce a liberare il lancio su Sanchez che andava a liberarsi in area trissinese. Garcia, si distende Bovo, ancora Cocco dentro, prova, conclusione al volo Mendez, in angolo Mendez, esce bene, ancora Cocco, tiro arriva comodo dalle parti di Giovanni Bovo, stoppato dalla difesa valdagnese. Valdagno che adesso riparte con Pietro Lazzarotto, Nico Crocco, poi Borregan, ancora Crocco, Thiago Sanchez, retroporta, c'è Cocco a fare guardia su di lui. Adesso qui attenzione ai Shoeling, questo è Nicolò Crocco, mentre Giulio è Cocco. Ancora Nico, lo diciamo assieme a Di Qui Giovanni, nazionale sarà nazionale under 23. Andare al tiro Valdagno, ci prova Lazzarotto, pallina non colpita da nessuno, quindi scadono i 45. Attenzione a Reinaldo Garcia, era tutto regolare ma ci mette la zampetta a Bovo e poi richiama i suoi a maggiore attenzione. È arrivato un po' troppo facile lì dalle parti di Giovanni Bovo. Reinaldo Garcia, poi Lazzarotto, ancora per Giuliani, Giuliani si porta un po' a spasso un paio di giocatori trissinesi, ha alzato ancora il proprio baricentro, intanto prova ad andare giù il Ciupe, dentro per, non riesce a colpire Cocco, scusate Crocco, Mendez prova a fare tutto lui, aveva messa lì bene per Reinaldo Garcia, poi Nico Crocco la sbroglia, adesso pressione oltre la tre quarti per squadra ospite, sta pressando alla ricerca del vantaggio. 12:08 da giocare, Valdagno un po' sulle corde in questa seconda parte del secondo tempo, ma l'abbiamo detto prima, questo è frutto della pressione che una squadra come Trissino ti può mettere addosso, può giocare a 110% del reattore per tutta la durata dell'immersione qui. Tanto Di Qui Giovanni, il Ciupe Giuliani, palla che era rimasta lì sulla respinta di Bruno Sgaria.
c'è palla a 2. Andassi a sistemare la visiera Giovanni Bovo, chiamato ai supplementari, un po' come Bruno Sgaria. Intanto incessante il tifo da una parte e dall'altra, e anche da questo punto di vista è comunque una vittoria per il movimento. La grandissima presenza di pubblico, molti giovani a vedere la partita, frutto anche dell'orario, le 19 di domenica. Tutto pronto per ricominciare la disfida qui, sempre 1-1 al Palalido di Valdagno tra Y-Sport Hockey Club Valdagno e GS Hockey Trissino per la 21esima giornata del massimo campionato di A1. Attenzione, scivola Reinaldo Garcia, prova il ciupe, la riprende Lazzarotto, poi ancora Nico Crocco, Lazzarotto, ciupe Giuliani, sta per rientrare Sousa, scusate, Sanchez, Sousa in panchina. Buona l'idea di Bovo per far ripartire il contropiede, però la palla è ancora nelle stecche del Trissino che manovra con Mendez. Malagoli. Rientrato Reinaldo Garcia, Giulio Cocco. Ancora Cocco, Lazzarotto, può andare 1 contro 1 su Malagoli. La risposta di Lazzarotto, Malagoli la tiene, potenziale 4 contro 3, il tocco morbido di Giuliano Giuliani sull'assist che non arriva a Giulio Cocco. Fuori Nico Crocco e dentro di nuovo Tiaguito Sanchez, primo anno per lui qui a Valdagno, classe 2004 portoghese. Ancora Lazzarotto, Sanchez. Tanti minuti scorrono, 9:50 ancora da giocare in questa intensa partita. Lazzarotto per Thiago Sanchez che accelera, lo fermano in 2. Poi Mendez, Reinaldo Garcia, Giulio Cocco, la botta di Cocco, palla che resta lì col casco, Bovo, incredibile qui, Thunderman ci pensa lui, anche qui per Mendez sembrava un giochino da ragazzi buttarla dentro. Sanchez, l'errore verso Di Qui Giovanni, può ripartire Trissino, Giulio Cocco, qui non c'è un attimo di pausa per il povero telecronista. Adesso ancora Gavioli di forza qui, giù per Reinaldo Garcia che va a retroporta, cerca l'alza e schiaccia, poi ci ripensa, tiene palla Garcia, ancora Cocco, tutta in piedi la panchina del Trissino. Giovanni Bovo ferma tutto, Zampoli tutti in piedi, anche Gio Pinto che rimane adesso in piedi. Cocco per Reinaldo Garcia, la botta di Garcia stava diventando un tentativo di alza, si approva l'alza e schiaccia Mendez, ancora Bovo a dire di no, c'è Lazzarotto adesso che riparte, deve fermarsi, è rientrato Nico Crocco a riposare Leo Di Qui Giovanni, cambia un under 23 per un altro under 23 Chiarello, l'idea dentro per Cocco, riesce ad andare alla conclusione Borregan. Intanto ancora tentativo di
Sanchez, ancora lì Bruno Sgaria, Garcia, la finta di tiro per su Gavioli, ancora Cocco, si gira Mendez, mamma mia che gol Mendez, numero 66, il catalano classe 98, si gira, trova un set impossibile lì. Andiamo a rivedere questo gol, girata incredibile, gol incredibile. Trissino mette la testa avanti, 2-1, 7:19 da giocare. Sì, cambia il risultato qui al Palalido, Trissino che passa in vantaggio a 7:18. Pressione doveva portare prima o poi a una soluzione di qualche tipo. Pressione incredibile qui con tutti questi fuori classe a giocare. Abbiamo visto un cartellino giallo, non abbiamo capito a chi. Dunque Valdagno costretto per la seconda volta sul dischetto di centrocampo. Thiago Sanchez prova a rimetterla lì, attenzione, poi potenziale 3 contro 2, ancora Mendez, fa segno di alzarsi. Qui adesso scambio di occhiate tra catalani, lì sono caratterini che si scaldano facile, caratteri che prendono fuoco facilmente, e poi è il derby. Sette falli di squadra Valdagno, 5 Trissino, 7 minuti e 2 secondi da giocare. Fantastico derby qui al Palalido stasera, ragazzi. Incredibile cornice di pubblico. Giulio Cocco, intanto siamo tornati in diretta. Ora Malagoli per Gavioli. Malagoli. Scadono i 5. Arriva un po' in ritardo il passaggio di Malagoli per Gavioli, fischia Davoli, palla nelle stecche del Valdagno, nella tre quarti centrocampo dentro la metà pista del Trissino. Nico Crocco prova ad andare giù, con qualche spazio qui Crocco. Qualcosa su Sanchez che poi accelera il fantasy, attenzione, c'è l'intercetto di Gavioli, qua rischia qualcosa anche Cocco nella propria porta, palla che comunque nelle stecche valdagnesi arancioni questa sera. Borragan, retroporta trissinese, scarico per il Ciuppe Giuliani, poi sul rimbalzo alla balaustra, palla che torna in pista e resta valdagnese con fischia Davoli, scadono i 10. Distrutto la stecca, Sanchez la deve cambiare, ci pensa Carlo Danzo a gestire. Malagoli per Cocco, poi ancora Trissino a manovrare, tambureggiante l'azione del Trissino quando attacca
a ranghi compatti. Adesso a retroporta c'è Malagoli, poi si scarica per Gavioli, giocano 2-2 adesso Trissino con Giulio Cocco che va giù, dietro ancora per Gavioli, 10 secondi per andare al tiro, è entrato anche Alvarino. Attenzione, Malagoli, colpito Borregan, ma si continua a giocare. Thiago Sanchez non trova lo specchio della porta e adesso è ancora Malagoli, la finta di Malagoli, gliela tocca piano, ma stavolta c'è il Ciupe Giuliani che riparte in velocità, sono già in 2 su di lui, incredibile qui. Trissino veramente riesce a pressare e a rientrare in difesa con una rapidità assolutamente impressionante. Thiago Sanchez va giù, deve rialzarsi perché si continua a giocare. Gavioli retroporta, non c'è un attimo di tregua, 4:17 alla fine. Adesso naturalmente Trissino gioca col cronometro e fa bene perché è avanti 2-1 e ne ha naturalmente la possibilità, stante i giocatori che può schierare in pista in questo momento. Il Ciupe Giuliani, attenzione, ancora Gavioli, l'idea per Alvarino, poi Borregan, giù per Thiago Sanchez. Sanchez carica il tiro, palla che arriva alla stoppa Gavioli. Adesso siamo già dall'altra parte, è sempre Borregan in modalità difensiva. Splendida azione con stecca acrobatica, qui stoppa un assist che sembrava fatta per l'attacco trissinese, che adesso è molto più abbassato il proprio baricentro, non avendo necessità di forzare la manovra visto il vantaggio. Ancora Alvarino, il paradenti bianco e il baffetto nero, è davvero strano il primo piano su Alvarino. Ancora Gavioli, la recupera il Ciupe Giuliani a 2:50 dalla fine, con Trissino sempre avanti 2-1. Borregan, la finta di Borregan, poi ci prova ancora Sanchez, ancora Sgaria, l'intercetto del Ciupe Giuliani, poi la butta un po' via qui e può continuare a giocare col cronometro Trissino. Attenzione, l'intercetto di Sanchez, Giulio Cocco in difesa, gestisce il pallina, fa ripartire i suoi. Guadagno può recuperarla con il Ciupe Giuliani. Cominciano adesso gli ultimi 120 secondi di questo derby, con Trissino avanti 2-1. Tentativo di poi c'è Alvarino, non si fida Bovò, la mette in tribuna, dove non fa danno, non come prima, nella parte dove ci sono solo le panchine e gli addetti ai lavori con il tavolo arbitrale. Cocco per Gavioli, ancora Alvarino, numero del del 74 trissinese. La riconquista di qui Giovanni caparbiamente, 1:20. Sgaria, la parata sull'accompagnata sul tentativo di Sanchez. Tentativo del Ciupe, non trova la stecca, può ripartire Gavioli. Alvarino, il Ciupe Giuliani, ...51 secondi, c'è solo il fallo di squadra. Dentro, fuori il portiere
dentro anche il numero 4 Marco Tomba, che assaggia un po' questo derby. 47 secondi. Vediamo un po', naturalmente qui se perdi palla hai perso, hai già perso, non c'è problema. Cocco ma pressato da ultimi 25 secondi, adesso andrà Gavioli, tutto regolare, può ripartire Sanchez, l'intercetto di Cocco e poi Gavioli, non proprio sportivamente, anzi qui proprio sportivamente per niente, la mette dentro il 3-1 Gavioli a 13 secondi dalla fine. E questa se la potrebbe evitare anche Giulio Cocco. Andiamo a rivedere. ...12 secondi a giocare, Trissino vince il derby. Dopo questa rete a porta vuota di Gavioli, ci ha provato Valdagno. Però se c'erano da tenere tranquilli gli animi non sono proprio i giocatori trissinesi in questa circostanza. Non me ne vogliate da casa, so che comunque la tifoseria ospite vedrà la luce stasera. E intanto 12 secondi e 8 da giocare. Valdagno non mette il portiere, magari ne ha fatto anche un altro paio. Tutto pronto per ricominciare. Non c'entra la porta Gavioli. Finisce qui, finisce il derby, lo vince Trissino 3-1. Ricordiamo le reti: nel primo tempo Valdagno avanti 1-0. Nel secondo tempo i gol di Gavioli, Mendez e di Malagoli, Mendez e poi a porta vuota Gavioli. Certamente poi gli animi si scaldano un po', non è stato bello, non sono stati belli alcuni gesti sotto la curva valdagnese, questo naturalmente va un po' a esacerbare gli animi. Non pensare per nessun motivo in campo, niente, per cortesia. E diciamo termina qui l'incontro, la vince Trissino 3-1. Ricordiamo le reti di Qui Giovanni nel primo tempo, nel secondo tempo Malagoli, Mendez e Gavioli, le riprese di Roberto Bauce, la regia di Marco Zenna, il commento di Domenico Tomba. È tutto per noi dal Palalido, grazie, a ritrovarci in diretta qui sulla pista di Valdagno.